Il TG del quotidiano La Nazione siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Oltre 2000 morti nel Mediterraneo, ieri altri 41. Dall'inizio del 2023 sono almeno 2000 i migranti morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Tra questi centinaia di bambini, una vera e propria strage. Ieri si è avuta notizia di un altro barchino di ferro naufragato con solo 4 sopravvissuti su 45. La media è presto fatta, quest'anno in Italia, quasi tutti in Sicilia, sono già arrivati in 95.000, il doppio del 2022, circa il 2% di chi si imbarca quindi muore in mare. Questa tragica lotteria deve finire ed esiste un solo modo, salvare tutti in mare, ma decidere che chi arriva clandestino non potrà né circolare né lavorare mai in Europa. E intanto deciderlo in Italia e attuarlo con determinazione e con incentivi per chi torna nel proprio paese. Solo questa decisione può fermare i morti e gli sbarchi. Ryanair reagisce, quindi il provvedimento è giusto. L'amministratore di Ryanair, Eddie Wilson, ieri è andato di matto e ha accusato il governo italiano di simpatie comuniste e di essere contrario al libero mercato a causa del provvedimento con il quale il governo intende fermare il caro voli verso la Sicilia e la Sardegna. La reazione scomposta di Ryanair ci dà una certezza: il provvedimento è efficace. Wilson ha anche definito spazzatura le valutazioni negative sull'algoritmo che decide i prezzi dei biglietti. Pronta la reazione del presidente Schifani, che ha replicato: spazzatura e vessare i siciliani con prezzi esorbitanti. Esplode la polemica sui manager della sanità. Fortissima la polemica sull'elenco dei 49 manager della sanità che la commissione esaminatrice ha ritenuto maggiormente idonei per l'incarico di amministratori delle ASP siciliane. Ieri la commissione sanità dell'Ars, in un tentativo di mediazione interna alla maggioranza, ha chiesto a Schifani di tenere conto di tutti i candidati risultati idonei e non solo quindi dei 49 maggiormente idonei. Ma sembra che non sia stato stilato un secondo elenco e che quindi anche questo percorso risulterà molto complicato. Lite in maggioranza anche su riprogrammazione fondi UE. La Giunta deve riprogrammare i fondi europei, FESR e POC, come ha già fatto con gli FSC, spostando fondi dai progetti difficili da realizzare ad altri possibili per evitare la restituzione alla UE. Ma la proposta avanzata di riprogrammazione, che vedeva lo spostamento di risorse dal settore rifiuti, non è piaciuta all'assessore all'energia Roberto Di Mauro dell'MPA. Da qui la decisione di Schifani di rinviare il merito della questione a dopo Ferragosto. Il telescopio Fly High si farà sulle Madonie. Il governo Meloni ha deciso: il super telescopio Fly High si farà in Sicilia, sul monte Mufara nelle Madonie, comune di Isnello. Si tratta di uno dei 4 telescopi previsti dall'ESA, Agenzia Spaziale Europea, per il rilevamento di asteroidi. Sulla collocazione erano stati avanzati dubbi relativi ai vincoli di inedificabilità assoluta nella zona, ma il governo, anche per scongiurare che l'ESA optasse per il trasferimento del telescopio alle Canarie, ha dichiarato il progetto di rilevanza strategica per il paese, superando quindi ogni vincolo. 3 nuovi vulcani nel Mar di Sicilia. Una spedizione scientifica congiunta dell'Istituto di Oceanografia di Trieste e dell'Università di Malta ha scoperto nell'area marina tra Sciacca e Mazzara del Vallo 3 grandi vulcani sottomarini, i cui crateri misurano circa 6 km e si elevano per circa 150 metri sul fondo del mare. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione siciliana, notizie.sicilia, approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.